Buonasera. Come di consueto, Attuali Talk ospita uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888 ed edito dall'Associazione Identità Veneta e diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. Siamo nel 2025, anno del Giubileo, che come vedremo non è solo celebrato a Roma ed in Vaticano, ma anche la Regione Veneto vedrà tante opportunità per poterci partecipare ad un evento che si ripresenta puntuale ogni quarto di secolo. Con l'apertura della prima porta a San Pietro, Papa Francesco ha dato il via ad una serie di avvenimenti che hanno acceso tante piccole luci in tutto il mondo, tra basiliche e santuari vaticani, sparsi un po' ovunque, ma anche in luoghi sacri disseminati nella nostra penisola. Giusto per prendere un esempio, solamente nella provincia di Padova, negli ultimi giorni del 2024 e congiuntamente al prontivia del Papa, è partito l'anno giubilare. Domenica 29 dicembre, ha ricordato il Vescovo Claudio nella lettera di Inizia un Vento, rivolta alle comunità, come in tutte le cattedrali del mondo, anche noi apriremo l'anno santo, perché il Signore, ancora una volta, ci doni la sua grazia, si mostri indulgente e misericordioso nei nostri confronti, ci apra alla conversione dei pensieri, dei sentimenti e dei desideri, facendo di noi dei pellegrini di speranza. Nelle diocesi ci saranno invece dei luoghi giubilari che saranno meta di pellegrinaggio, dove sarà concessa l'indulgenza giubilare secondo le indicazioni indicate da Papa Francesco per il Giubileo 2025. A Padova sono 32 i luoghi giubilari. Per citarne alcuni, la Basilica Cattedrale, la Basilica di Sant'Antonio, di Santa Giustina, la Chiesa degli Eremitanei, la Chiesa di Praglia a Teolo. Attenzione, stiamo parlando anche di luoghi al di fuori della provincia di Padova, come per esempio l'ossario di Cimagrappa, in quanto la diocesi di Padova è una delle più estese d'Italia e comprende più parti di provincia del Veneto. Ma non temete, anche se non avete sentito un luogo sacro nella lista che vi ho recitato e ho abbozzato poc'anzi, sicuramente troverete un luogo adatto per celebrare la vostra personale grazia giubilare nella vostra diocesi di appartenenza. Sono 3 i punti per ottenere questa grazia: il sacramento della riconciliazione, celebrare l'Eucarestia, pregare secondo le intenzioni del Papa. Accanto a questi momenti c'è l'impegno a vivere un'azione che può essere proprio il pellegrinaggio in un luogo giubilare e qui confermare la propria fede con la preghiera del Padre Nostro e la recita del Credo. E con l'augurio di un buon 2025 io vi saluto e vi auguro un buon Veneto, la regione, e un buon Veneto, il giornale. Buona serata a tutti e buona trasmissione. Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk, io sono Matteo Venturini, anche questa sera siamo in diretta su Caffè TV 24, come sempre parleremo di temi di attualità, temi dell'ultimo momento, insomma le notizie che ci stanno trasmettendo attraverso la televisione e i media più in generale. Questa sera abbiamo il piacere di presentare una puntata con il titolo Equilibri espressivi e come sempre qui con me in studio abbiamo il nostro Tito Borsa, giornalista. Ciao Matteo, e bentornati ai nostri telespettatori. E Fabio Casetto, opinionista. Buonasera Matteo e ben ritrovati a tutti. E oltre ai nostri ospiti fissi abbiamo il piacere, con molto piacere abbiamo qui in studio Elisabetta Baldi di Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti, buonasera Matteo. E Maurizio Ebano del Comitato Esecutivo CIM. Buonasera a tutti, grazie a tutti.
Ecco, come di consueto, prima di partire con i nostri argomenti, ho il piacere di introdurre invece il contributo di Massimo Cecchini, il giornalista che ci sta accompagnando in questo percorso di AttualiTalk in questa annata, e prego la regia appunto di mandarlo. Ci sono 7 lettere che, combinate insieme, sembrano assicurarci il passaporto per la gioia. Parliamo della costruzione della parola libertà, che rimane il punto di approdo per qualsiasi essere umano desideroso di migliorare la propria vita. La libertà si può declinare nei modi più diversi, ma adesso sfioreremo 3 libri che ci aiutino a illuminare i concetti di libertà sindacale relativi agli scioperi e quelli legati alla libertà di espressione, che hanno il loro punto focale nel recente ricordo dei morti di Acca Larenzia e della strage di Charlie Hebdo a Parigi. I libri in questione sono Vogliamo tutto di Nanni Balestrini, Quello che serve di notte di Laurent Petit-Mangin e V13 di Emmanuel Carrère. Partiamo dal sindacato e dagli scioperi che, pur essendo legittimi strumenti di lotta, non di rado creano un senso di frustrazione molto forte nell'opinione pubblica. Qual è il limite? Fino a che punto gli interessi di una categoria possono incidere nella vita degli altri, dei piccoli, mentre lo fa assai meno in quella dei reali interlocutori, cioè i politici e i proprietari? Ebbene, nel romanzo di Balestrini, scritto nel 1971, cioè durante le lotte sindacali seguite al boom economico, si nota come la consapevolezza sia un percorso, un viaggio che parte da un individualismo, diremmo adesso populista, per approdare a un senso di comunità che nella lotta e nei pedaggi personali da pagare trova dei reali riscontri di crescita singola e collettiva. Scrive Balestrini: questi pensieri che io facevo da molto tempo, per cazzi miei, finalmente vedevo che erano quello che tutti pensavano e dicevano, e le lotte che fino allora facevo per cazzi miei contro il lavoro, avevo visto che erano lotte che tutti noi potevamo fare insieme e così vincere. Il momento ideologico arriva successivamente, quasi per caso, come a volte avviene in politica, quando le amicizie o gli amori possono fare imboccare bivi esistenziali totalmente diversi. Nei saluti romani di Acca Larenzia, perciò, possiamo ritrovare il fascismo incidentale di Fuss, che finisce per rotolare nel dramma, e Petit-Mangin lo fa raccontare al genitore in questo modo: alla fine avevo capito che la vita di Fuss era andata in pezzi per un evento fortuito, che le vite di tutti noi, nonostante la loro linearità, dipendevano solo da imprevisti, casualità, incontri e appuntamenti mancati, che a seconda della loro concatenazione ci trasformavano in re del mondo o in ergastolani. Certo, il libero arbitrio conta, ma se si legge il reportage di Carrère sul processo agli attentati di Parigi del 2015 ad opera di terroristi islamici, si capisce quanto sia sbagliata la tentazione di ideologizzare una religione complessa come l'islamismo, vedendo invece come il loro braccio armato spesso sia composto da ragazzi del tutto privi di una linea guida che non sia il semplice bisogno di esistere. Scrive Carrère: non abbiamo cercato di capire. Abbiamo dimenticato il grande precetto di Spinoza: non deridere, non compiangere, non condannare, comprendere soltanto. Tutto questo, naturalmente, superando quella rabbia che ci rende umani, scrive il francese. Il principio è tutto lì, nell'umanità, quello che fa capire come la libertà dei protagonisti di queste storie viene impiegata essenzialmente per un solo motivo: la ricerca di una identità. Persino la volontà di sopraffazione presente nel fascismo, o addirittura di morte che c'è nel terrorismo, finisce per palesare una malinconica inadeguatezza alla vita, una inadeguatezza che solo far parte di un gruppo può lenire. I quadri sindacali con la loro funzione positiva, così come le organizzazioni estreme politiche e religiose, se ricondotte al singolo individuo, portano a gallos spesso soltanto le radici di un male di vivere mai sanato, che utilizza la libertà per cercare se stessi anche nel cuore nero del mondo. Bene, ecco, rieccoci in diretta. Grazie a Massimo Cecchini, perché in un certo modo ha sicuramente anticipato quelli che sono i temi della serata. Quindi partiamo con il nostro primo argomento. Nei primi giorni dell'anno sono stati annunciati diversi scioperi che coinvolgeranno differenti categorie di lavoratori e persone. Quindi oggi inizieremo la nostra puntata parlando di diritto allo sciopero. Oggi nel 2025 ha ancora senso scioperare, e passerei la parola a Maurizio Ebano. Allora, partiamo dal concetto di democrazia. Col concetto di democrazia vuol dire che ognuno deve rimanere all'interno di un binario prestabilito, e in questo binario prestabilito ha diritto
di esprimere i propri concetti. Su questo ovviamente lo sciopero è uno dei cardini della democrazia, nel senso che il lavoratore da un lato, il cittadino dall'altro, hanno diritto a esprimere le proprie posizioni pubblicamente. Uno di questi modi di espressione è lo sciopero. Lo sciopero ovviamente, dopo gli anni che venivano citati prima, con il diritto del lavoro e con lo statuto dei lavoratori e successivamente con le leggi che sono pervenute, ha una serie di obblighi di concezione di rispetto e di comunicazione. Quello che manca nella realtà in alcuni casi è che il diritto di sciopero non riesce a essere pubblicato ufficialmente nei confronti di tutti quanti gli altri. Allora, il problema nella realtà è quello della comunicazione che manca, in modo che tutti gli altri cittadini, nel momento in cui c'è ed è esplicato il diritto di sciopero, sanno che ci sono dei problemi di utenze pubbliche che vanno rispettate. Al di là del fatto che c'è un problema nel pubblico dove lo sciopero deve riuscire a mantenere in un modo o nell'altro i servizi prioritari nei confronti di tutti quanti gli altri cittadini. Pertanto è giusto da un lato che ci sia lo sciopero ed è corretto però dall'altro lato che i servizi minimali nei confronti dei cittadini rimangano fermamente gestiti. Benissimo, passo la parola adesso a Elisabetta Baldi per sentire un po', ancora ha senso scioperare? Il diritto allo sciopero ha due obiettivi, no? Cioè il diritto allo sciopero ha due obiettivi principali, quello di o aumentare la retribuzione al lavoratore o di migliorarne le condizioni lavorative. Quindi il diritto è un diritto costituzionalmente garantito ed è corretto che venga esercitato. Il limite però è nel suo abuso, come ogni diritto, ogni libertà e ogni previsione costituzionale che diciamo, tutela l'esercizio di un diritto, non deve mai superare l'abuso. Oggi, come Matteo ha correttamente indicato prima, nel 2024 sono stati indetti 600 scioperi in 366 giorni. Ciò significa quasi 2 scioperi due scioperi al giorno. E quindi che, come si diceva prima, non vengono neanche comunicati nella loro finalità e non soprattutto. Quindi diventano più, oggi come oggi, uno strumento di una parte della politica per attaccare il governo. Oggi gli scioperi, oggi Landini incita più alla rivolta con tutti gli scioperi che si stanno svolgendo in questi giorni, a una rivolta che poi sfocia anche in violenza. Quindi non solo c'è il limite da una parte della, come si diceva prima, della garanzia dei diritti della personalità e quindi quelle garanzie dei servizi essenziali alla persona che sono stati disciplinati nel 1990 e negli anni 2000, ma c'è anche un limite sacrosanto che è quello del metodo con cui lo sciopero viene svolto. Perché se all'inizio noi vediamo che gli scioperi si verificano in maniera pacifica, finito la manifestazione pacifica, iniziano i tafferugli, iniziano le violenze, iniziano quella fase dello sciopero che diventa di per sé anticostituzionale, perché dobbiamo ricordarci che la nostra Costituzione in tutti i diritti, come il diritto del diritto di espressione, il diritto di sciopero, le varie libertà, limita questi diritti nelle modalità di esercizio. Quando queste sfociano nella violenza e nell'uso delle armi,
diciamo, diventano anticostituzionali. Se possono diventare anche pericolose chiaramente per le persone. Fabio Casetto. Sì, io sono profondamente convinto comunque che lo sciopero è uno strumento, un capisaldo comunque della democrazia. Non dimentichiamoci che gli scioperi risalgono già dai tempi degli antichi egizi, quindi non è una cosa che si utilizza dagli anni 70, 60, 70, insomma quegli scontri sociali famosi che hanno comunque creato i fondamenti del lavoro in Italia. Sul fatto, appunto, come diceva chi mi ha preceduto, delle modalità di sciopero, la comunicazione, eccetera, non possiamo non condividere e non essere d'accordo tutti. Io credo però che comunque lo sciopero come strumento avviene e si manifesta a prescindere dal colore del governo in essere. Mi ricordo scioperi con qualsiasi colore politico, perché lo sciopero è, secondo me, che poi venga strumentalizzato può essere, però secondo me è svincolato dal colore politico, tanto che oggi gli operai in fabbrica non sono più i brutti, sporchi, cattivi come si vedeva negli anni 60-70 di sinistra, comunisti. Oggi le fabbriche sono prettamente verdi. Se tu vai in fabbrica oggi la CGIL stessa conferma che ci sono iscritti che non sono per forza di cose elettori di centro-sinistra, quindi comunque lo sciopero lo svincolerei anche dalle fazioni politiche. Sul fatto della violenza, io distinguerei scioperi da manifestazioni. Lo sciopero di per sé è una forma che sì, per carità, si fa con la forza, perché è solo con la forza, cioè la forza umana, cioè di far capire quali sono le proprie necessità, le proprie condizioni, è uno strumento per far passare un messaggio. La violenza è un'altra cosa. Negli scioperi violenza, come assistiamo in certe manifestazioni, sinceramente non è che ne abbiamo una traccia così, quindi cerchiamo magari anche di distinguere nella comunicazione anche qui tra di noi e col pubblico le violenze dello sciopero. Che poi Landini inciti alla forza, va bene, ci sta, ma come dicevo prima è proprio perché in questo preciso momento storico, quando la partita si sta facendo molto accesa, dove certi diritti stanno per essere compromessi o messi in discussione, è chiaro poi che la parte debole in qualche maniera, diciamo, alza la posta o si fa sentire di più. Quindi secondo me è proprio uno scontro di forza, intesa di voci, di far sentire la propria voce in maniera più forte, soprattutto chi magari in questo momento, non dico non vuol sentire, ma magari non è così predisposto a capire certe condizioni. Ecco, volevo aggiungere una cosa, giusto un dato per arricchire l'argomento scioperi prima di passare la parola a Tito Borsa. Giustamente Fabio hai accennato al fatto che la maggior parte degli scioperi si sono concentrati o comunque hanno avuto maggior risalto negli anni 70 e a seguire. Però ecco, giusto a livello statistico è bene ricordare che lo sciopero attualmente, che è ancora il record come durata, risale al 1949 e riguardava nello specifico gli agricoltori per lo più della pianura padana, quindi insomma riguarda in un certo modo, anche se si parla della zona più emiliana-romagnola, anche della regione Veneto, ecco, che è durato ben 2 mesi, quindi insomma oggi probabilmente, già all'epoca era molto improbabile, ma rinunciare al lavoro per 2 mesi è una cosa ancor meno possibile di questi tempi. Ecco. Passo la parola a Tito Borsa. Allora, al di là del fatto che, come abbiamo detto, il diritto allo sciopero è garantito dall'articolo 40 della Costituzione, quindi secondo norme che lo regolano naturalmente, quindi si parla di un diritto imprescindibile dei lavoratori. Io cercherei anche di dire, uno, che il governo Meloni non ha nessun record di scioperi nella storia, tant'è che il governo Renzi, che definirlo di sinistra sembra una barzelletta, però comunque non era certo di destra come quello attuale, nonostante fosse ostile nei confronti dei sindacati, forse tanto quanto quello attuale, ha avuto una montagna di scioperi. Ma al di là di questo, io vorrei dire 2 cose. Il primo è che è giusto e che è ovvio che uno sciopero crei del disagio, perché soprattutto quando si parla di dipendenti pubblici, perché i dipendenti pubblici non si possono rifare sul loro datore di lavoro per ovvi motivi, e quindi l'unico modo che hanno per far sentire la propria voce è quello di creare un disagio collettivo che permetta
ci si augura, se la comunicazione funziona, che permetta di diffondere la conoscenza su un problema. La seconda cosa è ricordare anche che i lavoratori non vengono pagati quando scioperano. Questo significa che non credo, a meno di qualcuno che magari vive di rendita e lavora come hobby, non credo che convenga a nessuno da un punto di vista economico non lavorare e scioperare. Se decide di farlo vuol dire che probabilmente ha le sue buone ragioni. Ho preso appunti prima perché abbiamo parlato di Landini che incita alla rivolta e alla violenza. Io non mi sembra di aver visto Landini armato di Kalashnikov in giro, che faccia il suo dovere di sindacalista, può stare simpatico o meno. Io personalmente non ho molta stima dei sindacati, però ognuno ha il suo ruolo. Uso delle armi, non mi risulta che nessun sindacalista abbia usato le armi nel nostro paese negli ultimi tempi. E poi un'altra cosa di cui parleremo un pochino più avanti, però è venuto fuori anche il fatto che ci debbano essere dei limiti ai diritti costituzionalmente garantiti, ed è stato citato anche la libertà di espressione, l'articolo 21 della Costituzione. Il fatto che debba avere dei limiti, al di là del codice penale naturalmente, la libertà di espressione è una follia. Dopo magari avremo anche qualcosa da approfondire, però il fatto che, tolto ovviamente la diffamazione, eccetera, eccetera, tolto quanto previsto dal codice penale, il fatto che ci sia un limite a ciò che una persona può dire o non può dire, al di là di ciò che fa all'altro, al prossimo, se vogliamo usare un gergo più cattolico, è una follia. Ecco. Quindi pensare che comunque i sindacati incitino alla rivolta, io non so, magari io vivo in un altro paese, in un'altra realtà, però questo a me non risulta. Ecco, Elisabetta sicuramente vuole Sì, no, dare una risposta. preciso che quando parlo di limiti che impone la stessa Costituzione, nel senso il diritto alla libertà di espressione c'è fin tanto che però non lede il buon costume e l'ordine pubblico. Questo non c'è scritto nella Costituzione. Invece sì. All'articolo 21 si parla di ordine pubblico? Di buon costume? A me non risulta, no. Però... No, c'è no, sicuramente c'è... Tolto ovviamente la diffamazione, esatto, quanto previsto dal codice penale, sì, questo non è citato nella Costituzione. Sì, esatto, l'importante è non ledere il diritto altrui, cioè la mia libertà sta fin tanto che non ledo la tua libertà. Cioè questo è il limite imposto e nel modo in cui questa si esprime, cioè nelle modalità. Tutto qui, non è che ho detto che dobbiamo imporre dei limiti alla libertà di espressione, noi dobbiamo solo seguire il dettame costituzionale e nonché la legge e le norme, tutto qui. Sì, nella Costituzione tutto questo non c'è, però va bene. Maurizio anche voleva aggiungere qualcosa? Prima cosa mi sembra corretto quello che veniva detto prima. Distinguiamo tra il diritto di sciopero e il diritto di manifestare. Sono due momenti distinti e vanno concepiti in termini distinti, nel senso che il diritto di sciopero è un diritto che hanno tutti i cittadini o dall'altra parte tutti i lavoratori che ritengono opportuno a dimostrare nei confronti del loro datore di lavoro o di chi sta sopra di loro le loro dimostranze. Ovviamente veniva citato prima la questione che nel diritto di sciopero il lavoratore ci rimette quell'ora, quelle 8 ore, quella giornata intera di retribuzione e pertanto ovviamente è una parte economica non da poco. Il diritto di manifestare è sempre legato allo sciopero, ma non solo allo sciopero, perché il ragionamento è che io posso scendere in piazza per dimostrare le mie idee rispetto al concetto che dà la Costituzione di essere libero nel poter esprimere i miei concetti. La manifestazione riporta sia sul ragionamento del diritto di sciopero, ma sia anche sugli altri tipi di ragionamento. L'unica differenza che sta rispetto agli anni miei, pertanto agli anni 70, sulle manifestazioni, era che oggi vengono chiamati cordoni sanitari, ai tempi miei erano servizio d'ordine. Negli anni 70, già negli anni 60, ancora prima dei miei, il ragionamento era che la manifestazione, anche se
non esisteva ancora la legge reale, la manifestazione si autoregolamentava. E tutte le manifestazioni, che siano sindacali, che siano del movimento studentesco come per gli anni miei, avevano il loro cordone sanitario, come viene chiamato oggi, o d'altra parte il servizio d'ordine con i bastoni, ma non servivano i bastoni per quelli della manifestazione, servivano per quelli fuori che volevano attaccare la manifestazione. Questo era il ragionamento. Pertanto a Padova, ai tempi miei universitari, il ragionamento era, quando c'erano le manifestazioni chiamiamolo, oggi si chiama sinistra, o quello che eravamo noi del movimento studentesco e via dicendo, ovviamente tutelavamo il fatto che i fascisti si potevano attaccare. E d'altra parte, nel momento in cui c'erano le manifestazioni del movimento studentesco o dei movimenti di destra che si organizzavano, facevano i cordoni sanitari perché noi non potevamo attaccarli. Questo era il problema. Oggi invece cosa succede? Succede che dentro le stesse manifestazioni, che dicono dall'altro lato che ci sono le famiglie con i bambini, giustamente, che vengono portati, non c'è un'autoregolamentazione e dall'interno della manifestazione escono per fare distruzioni. Ai tempi miei nessuno si azzardava, per quanto aveva odio nei confronti delle banche, di andare a distruggere una banca o andare a distruggere un negozio. Beh, che ci fossero comunque atti vandalici anche. No, calma. Gli All'interno atti vandalici che ci sono approfittando dei stati dal tafferugli. 72 al 79, con le P38 che hanno girato per Padova o per Milano, io le ho vissute. Sì, questo però E l'abbiamo su già questo- detto in un'altra puntata. E il ragionamento era che in qualsiasi caso, però, all'interno della stessa manifestazione, no, quelli che gestivano la manifestazione facevano di tutto per tagliare fuori quelle persone. Qua invece, da un lato perché mi si dice che ci sono le famiglie, ma non c'è nessuno che all'interno del corteo cerchi di bloccare i black bloc o come vengono chiamati, che attaccano le parti esterne. Questo è il problema in realtà. Poi ovviamente abbiamo avuto anche noi nel nostro interno qualcuno che ci ha giocato, e questo siamo d'accordo, perciò negli anni 70 è successo anche questo, ma abbiamo cercato di dividere e abbiamo messo da parte queste persone. Oggi questo non succede. Perciò il ragionamento, la prima questione importante da ricordare: se noi ragioniamo di diritti, distinguiamo tra il diritto di sciopero, che è una cosa indispensabile ed importante, viene regolamentata, e il diritto di manifestare, che può essere legato allo sciopero, ma può essere legato a qualsiasi altro tipo di ragionamento. E d'altra parte però c'è anche un ragionamento di libertà, e pertanto dobbiamo difendere, qua sono d'accordo, il diritto degli altri che non vogliono partecipare. Questo è, per me, è un diritto sacrosanto che abbiamo fatto le battaglie negli anni 70 per tutelare anche quelli che non erano d'accordo con le nostre idee. Forse Elisabetta vuole aggiungere una cosa? Sì. Allora, preciso alcune cose che ho detto prima. Allora, intanto mi riferivo intanto all'articolo 21, sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, quindi c'è un limite costituzionale del buon costume. Dopodiché, precisato questo, quello che dicevo prima era sì, noi stiamo parlando sempre della la libertà deve essere garantita, il diritto di sciopero è essenziale perché va a tutelare i lavoratori, però quando questo si trasforma, diciamo, in un eccesso, in un abuso, in andare oltre quelle che sono le istanze dei lavoratori per manifestare, perché su tutti i giornali che anche a Torino ci sono stati degli eventi di grave violenza, ed è quello che non si deve, a cui non si deve arrivare. E oltretutto sono state bruciate le immagini di Meloni, di Salvini, delle rappresentanze delle nostre istituzioni. Questo non potete dirmi che non sono momenti di violenza gratuita e contro il governo. Cioè, in Francia fino a qualche anno fa il diritto di sciopero veniva considerato illegale se si trasformava in movimento antigovernativo. Oggi non lo è più, secondo la Suprema Corte, però comunque non si può
diciamo, bisogna distinguere quello che è il diritto di sciopero che garantisce il lavoratore, quello che è una manifestazione contro il governo. Sono due cose distinte che oggi vengono diciamo, unite e riunite in un unico momento, che ingenera anche momenti di violenza e di, diciamo, dove la folla esaspera diciamo, delle manifestazioni che non rientrano nei limiti della legalità, a mio parere. Sì, sicuramente rispetto a qualche anno fa c'è un non controllo di certe, ovviamente non tutte, stiamo parlando di alcune manifestazioni. Passiamo a un'altra domanda che farò ai miei ospiti. La politica può ancora impicciarsi nelle rivendicazioni dei lavoratori? E se la risposta è sì, in che modo può e dovrebbe farlo? E riprendiamo da Elisabetta. La politica diciamo, gestisce l'economia di un paese, no? Che inerisce anche quelli che sono i diritti dei lavoratori. Oggi il governo Meloni comunque è riuscito a raggiungere degli obiettivi sempre a favore dei lavoratori. Il fatto che un governo abbia diciamo, raggiunto l'apice massimo occupazionale, 24 milioni di occupanti, mai raggiunto nella storia fino ad oggi, e il tasso di disoccupazione più basso, il 4%, vuol dire che con delle manovre economiche è riuscito a, diciamo, garantire intanto il lavoro, perché la nostra è una repubblica fondata sul lavoro, prima di tutto. È riuscita ad alzare la retribuzione dei lavoratori, in quanto abbassando il cuneo fiscale è riuscita ad aumentare gli stipendi, sempre attraverso le agevolazioni aziendali è riuscita ad aumentare il tasso di occupazione femminile e dei giovani tramite il più assumi meno paghi, io lo chiamo il principio del più assumi meno paghi, dove l'azienda paga meno nel momento in cui assumeva a tempo indeterminato più giovani e più donne, quindi attraverso delle manovre economiche riesce comunque a migliorare le condizioni di lavoro o le retribuzioni dei cittadini italiani. Quindi in qualche modo, diciamo, penso che sia necessario che se ne occupi. Maurizio? È il concetto iniziale, cioè nel senso che giustamente avete citato prima, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. E pertanto, se è fondata sul lavoro, vuol dire che la politica deve interessarsi al lavoro. Per interessarsi al lavoro dovrebbe interessarsi da un lato al vivere bene da parte dei propri cittadini e pertanto di chi lavora, e pertanto cercare di dare la massima occupazione, cercando di dare diciamo, la base, pertanto gli aiuti possibili immaginabili dal punto di vista economico alle imprese perché diano lavoro. Allora, una serie di aiuti all'economia sono partiti già dal 2020, dopo la pandemia. Il governo in un modo o nell'altro sta dando un beneficio fiscale che dovrebbe essere invece dato da un punto di vista economico da parte delle imprese. Quando parlo di imprese parlo anche di contrattualistica nel pubblico impiego. Non voglio riallacciarmi al ragionamento di prima, però il problema reale oggi che noi abbiamo è che abbiamo i contratti nazionali di lavoro fermi dal 2005. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella realtà il sindacato e i lavoratori dal 2005 ad oggi non hanno diciamo, esercitato il loro ruolo per quanto riguarda il problema della capacità economica di rendita da parte personale rispetto al lavoro che viene dato.
Nel momento in cui i rinnovi contrattuali non ci sono, l'unica cosa che può fare la politica è quella di agire da un punto di vista fiscale. Nella realtà il problema è che quello che manca oggi è un sindacato che sappia farsi valere nei confronti delle imprese, delle associazioni di categoria d'altro lato, per rivendicare economicamente un riequilibrio economico sulle prestazioni di lavoro, che non è, tanto per capirci, quello che oggi viene considerato il fatto della grande battaglia sul reddito minimo, perché il problema dei 5 euro, dei 9 euro, prima di tutto è falso, perché oggi esiste già, perché il 95% dei contratti nazionali di lavoro danno una rendita maggiore oraria al lavoratore, ma consideriamo anche che dal 2001, e nel Veneto siamo più avanzati su questo, e bisogna ricordarcelo, esistono gli enti bilaterali, esiste la contribuzione, esiste anche il salario differito. E pertanto il ragionamento è: noi dobbiamo considerare, rispetto al fatto che oggi ci si riempie la bocca dicendo che il nostro reddito è inferiore rispetto al reddito europeo, è vero perché noi siamo fermi dal punto di vista di contrattazione da 20 anni, ma è anche non vero perché la 14ª, siamo uno dei pochi stati a livello europeo che ce l'ha, il TFR siamo uno dei pochi stati a livello europeo che ce l'ha, e allora sommiamo anche questo sul nostro reddito mensile e non facciamo i calcoli che ci fa comodo fare sul fatto che il nostro costo orario è basso, perché se noi aggiungiamo la 14ª, che quasi tutti i contratti ce l'hanno, se noi aggiungiamo il TFR, altro che 9 euro, arriviamo a 13-14 euro lordi per lavoratore. È questo che noi dobbiamo considerare, però in qualsiasi caso è ancora basso, perché nella realtà il problema è che il nostro reddito rispetto alla vita comune è molto basso. E allora qua ci vuole da un lato il governo, dall'altro lato però ci vuole una capacità contrattuale dove si vada a modificare i livelli salariali dei lavoratori, perché nella realtà quello che conta oggi è il potere di acquisto. E il potere d'acquisto non è un problema legato all'inflazione, che è sempre alta, ma è anche un problema di capacità di spesa del sindaco o del cittadino. Ma poi Maurizio, probabilmente c'è anche un altro problema, perché tu giustamente hai illustrato benissimo, e su questo non ci sono dubbi, la situazione dei contratti che ci sono qua in Italia. Il problema è che molte aziende non contrattualizzano nella giusta maniera o come diciamo dovrebbe essere il lavoratore, non sempre lo fanno, anzi sono sempre di più le aziende che piuttosto per esempio preferiscono prendere una persona che è sotto i 30 anni perché ci sono delle agevolazioni economiche che però magari non hanno gli stessi vantaggi di un lavoro indeterminato. Faccio un esempio, ma per dire, oppure prendono lo stagista che è pagato in parte dalla regione piuttosto che da altri enti e non hanno magari la 14ª come hai detto tu, o comunque adesso io sto generalizzando la cosa, però il problema secondo me, a mio vedere, insomma quello che vedo tutti i giorni anche nel mio lavoro è che manca l'applicazione del contratto classico, molto spesso viene deviato, piuttosto si assumono le persone e poi finiscono il periodo di lavoro determinato e alla fine che cosa succede? Magari per proseguire questo tipo di contratto proseguono con un contratto, chiamiamolo tra virgolette fittizio, una sostituzione maternità e poi ancora un'altra volta, eccetera, eccetera. Insomma, sono cose che si vivono tutti i giorni e che si vedono alla luce del sole. Che ci sia un problema a livello nazionale, questo è vero, di incapacità imprenditoriale e di consulenti del lavoro che sappiano gestire bene il rapporto di lavoro contrattuale all'interno delle aziende, o che ci sia dall'altra parte una diciamo furbizia, chiamiamolo in questo modo, da parte di qualcuno per giocare nei confronti degli altri. Consideriamo che però noi abbiamo una legge sull'apprendistato che è unica a livello europeo, dove il lavoratore non viene demotivato economicamente
perché un ragazzino di 18 anni entra dentro a lavorare in un'azienda a 950 euro, che possiamo dire quasi netti al mese, perché da un punto di vista fiscale poi ci sono la decontribuzione e via dicendo. L'imprenditore ci guadagna perché non paga i contributi e il lavoratore ha i contributi maturati da quel preciso istante che assume. D'altra parte può rimanere in apprendistato fino ai 25 anni, no? Ovviamente nell'arco di 3 anni i 950 euro arrivano alla paga di un operaio di prima categoria. Ovviamente ci guadagna l'azienda e ci guadagna anche l'operaio, però l'apprendistato è un momento importante per la crescita del lavoratore, no? Ed è un aiuto che lo Stato ti dà non da oggi, da 40 anni, 50 anni a questa parte, per riuscire a imparare il mestiere. Su questo siamo d'accordo, io parlavo di contratti atipici ed è Poi quello il che ci problema sia, vero. cioè i contratti atipici, adesso non voglio entrare in Sì, politica, no, certo. però nella realtà ricordiamoci che i Cococò e via dicendo le hanno inventati nel 98, no? Per fortuna c'è stata la legge Biagi, poveraccio, lui è morto per quello, che ha cercato di sistemare con il ministro Sacconi all'epoca il diritto del lavoro. Però la questione è che ci siano i furbetti, come chiamavamo prima, Sì. che cercano di giocare, o perché dall'altro i propri consulenti del lavoro non sanno spiegargli bene le questioni, o perché pensano di poter vivere meglio, questo lo sappiamo. Questi sono sempre esistiti, ma non solo la maggioranza dell'imprenditoria nostra italiana e veneta in particolar modo. Quindi Tito, riprendendo il discorso, la politica può ancora impicciarsi nelle rivendicazioni dei lavoratori? Beh, la politica dovrebbe essere il contraltare delle rivendicazioni dei lavoratori, quindi in un dialogo ne parlavamo anche prima, ne parlavano anche prima gli altri ospiti, cioè ci deve essere una dialettica, il punto è che però questa dialettica tante volte non c'è, nel senso che cosa hanno in mano con i sindacati che anche qua, non lo so, probabilmente da parecchi anni sono così caduti in un sindrome amorfa che ci sono ma non ci sono, eccetera. Forse Landini ha, diciamo, tirato sulla testa ultimamente, però sembra che non ci siano. Chi è che deve fare le contrattazioni? Come i lavoratori si fanno valere? Attraverso gli scioperi. Che la politica si debba impicciare del motivo per cui i lavoratori scioperano non ha alcun senso, nel senso che se i lavoratori scioperano secondo le norme che regolano gli scioperi, affari loro, nel senso che scioperino per quello che gli pare. Quindi no, non credo che la politica debba impicciarsi nelle proteste dei lavoratori, dovrebbe semmai, però qua sono un grande sognatore, dovrebbe semmai ascoltarle. La politica dovrebbe nascere per questo, quindi insomma credo che sia una risposta più che dovuta. Ecco. Dovrebbe essere sempre così, usiamo sempre il condizionale perché poi purtroppo l'abbiamo visto in varie epoche, non è stato così. Fabio? Beh sì, per me sì, la politica deve creare un terreno equo di confronto, deve garantire le giuste condizioni a tutti i lavoratori, tra cui anche la condizione del salario minimo, che prima appunto parlavamo anzi che Maurizio ha ben spiegato la situazione italiana, ma soprattutto deve mettere in campo tutta una serie di leggi, statuti, normative, tutto quello che è il bagaglio burocratico per garantire le suddette condizioni minime necessarie per quanto riguarda i diritti che i lavoratori esprimono durante lo sciopero. Un altro tasto molto dolente, perché mi stava venendo in mente un'altra cosa, molti scioperi sono avvenuti anche per le condizioni di salute o la mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo me il governo comunque deve intervenire, la politica, grazie, deve intervenire su
le misure che possano garantire anche le condizioni ottimali di lavoro. Non è possibile che ogni giorno sulle pagine di cronaca ci siano dei morti sul lavoro e la politica tutta al netto del dichiarazione rilasciata di circostanza, ma poi andiamo a guardare la legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sono ferme a molti anni, o le politiche per dare degli incentivi alle industrie, alle fabbriche per migliorare le condizioni sono praticamente inesistenti. Quindi sì, lo dico molto con forza, la politica è il luogo di ascolto di queste rivendicazioni. Se la politica funziona bene, credo che anche gli scioperi diminuiscono, perché se io sciopero, porto sul tavolo del governo le mie istanze e il governo e la politica quindi si dà da fare per mettere in piedi tutto ciò che serve per evitare quello che i lavoratori, diciamo così, stanno protestando, allora credo che in quel momento lì raggiungeremo una sorta di paese ottimale. Però sono anni che i lavoratori ci provano e a prescindere dal governo siamo ancora in questa situazione nel 2025 a parlare di diritto allo sciopero. E anche a parlare di persone che mettono in discussione anche al governo il diritto allo sciopero. Ecco, quindi... Sì. In generale penso che ci sia sempre stata questa presa di posizione da parte della politica. Ultimamente è molto più marcata, però ultimamente si stanno alzando, a differenza di altri governi, con questo governo secondo me si stanno alzando un po' troppo i toni, cioè si butta troppo in cacciara, si butta troppo sullo scontro qualsiasi tematica e lo percepiamo anche dal dibattito, dalla comunicazione, dai confronti che si ha fra la gente, che sono toni molto più accesi rispetto magari a qualche anno fa. Si sta un po' allargando la forbice, diciamo. Secondo me non è proprio la situazione ottimale. Fabio, guarda, ti do un dato. Giugno 2017 c'era il governo Gentiloni, che come sappiamo, diciamo, era una succursale del governo Renzi. Matteo Renzi commentava gli scioperi diciamo, facendo balenare il sospetto che fossero, lui diceva, sempre di venerdì. Quindi qual era il sottinteso? Che i lavoratori volevano allungarsi il weekend. Sono delle parole ovviamente improponibili che sono del tutto inopportune quando si parla di diritto allo sciopero. Quindi io credo che questo governo dovrebbe solo stare zitto come tutti gli altri quando si parla di diritti allo sciopero, però purtroppo non è una questione solamente di questo governo. No, certo, abbiamo purtroppo un precedente, quello che hai appena menzionato. E tanti altri. E ce ne sono anche altri, ma quello che ha menzionato Tito è lampante, perché appunto Renzi non era più presidente del Consiglio. È un po' inqualificabile quello però... che fu detto, era anche sminuente e poco gratificante per i lavoratori, insomma, era un po' offensivo anche. Elisabetta forse vuole aggiungere una cosa? Ma io credo che indire 1000 scioperi in un anno per dopo farne 600 sia un numero eccessivo che va alla fine contro i cittadini, il diritto di lavorare, il diritto di, diciamo, i diritti delle personalità dei cittadini. Cioè va bene, è garantito il diritto allo sciopero, va bene scioperare, è giusto scioperare, ma non si può andare contro gli stessi cittadini. Cioè, noi non possiamo far venire meno in forza di un diritto allo sciopero. Gli scioperi si fanno, ma entro certi limiti. Cioè, è assurdo indire 1000 scioperi, ripeto, in un anno. Cioè, è follia. Cioè, vuol dire che ci sono persone che per 1000 volte non garantiscono l'esercizio di un lavoro. Scusa, sì, ma questa è una barzelletta. Non ci siamo mai chiesti che probabilmente il governo non sta facendo quello che, diciamo, si potrebbero aspettare le persone, e pertanto le persone scendono in piazza per manifestare. Cioè, diamo sempre colpa, secondo me diamo sempre colpa ai lavoratori che scioperano, ma mai una volta che una componente politica dica probabilmente stiamo sbagliando qualcosa. No, ma poi 1000 scioperi in un anno. No, dico perché è colpa dei lavoratori, è colpa. Ma la politica, in questo momento il governo sta funzionando benissimo. Ma poi scusami Fabio, 1000 scioperi in un anno. Ma che numeri sono? Cioè, sono scioperi. Allora, la domanda è: sono scioperi fatti secondo le leggi sugli scioperi, sì o no? Sì, beh, per forza. Punto. Cioè, e allora basta, non è che ci sia scritto ce ne possono essere tot. Ci sono delle leggi, se vengono rispettate, io non lo so,
Se No, vengono io ho fatto un altro, discorso. Ma poi non quando penso il che diritto- nessuno goda Ho fatto a un altro passare... discorso, si stanno facendo troppi scioperi sulla base di non so cosa, va bene, ci sono troppi scioperi, ma non si sta dicendo evidentemente il governo sta sbagliando qualcosa. Questo è grave. Non viene detto, Questo è grave. non viene comunicato, Io mi perché a parte mi il discorso aspetterei del che salario minimo, per onestà che io- intellettuale una persona che rappresenta il governo potrebbe anche dire stiamo sbagliando qualcosa. Sì, ma io, cittadina, no? Sì. Io non riesco neanche a percepire quali sono, a parte il discorso del salario minimo che pare, io sono assolutamente contraria, come contrario lo è il governo e lo ha ben chiarito, perché si andrebbe a garantire un diritto al ribasso piuttosto che promuovere la crescita del paese e la crescita delle aziende. Io ti garantisco il salario minimo, così mi riduco ad avere lo stipendio minimo e le aziende si tagliano, si limitano a darti quello stipendio là. Allora, io vorrei capire questi scioperi, perché io quello che ho percepito come cittadina dagli scioperi è che sono sfociati in momenti di violenza e in movimenti politici antigovernativi. Punto. Ed è bene Posso? che lo siano. Posso? No. Se vogliono Allora- manifestare contro allora- il governo, no, affari loro. Scusatemi perché stiamo facendo, secondo me, poi sbaglierò, scusami Matteo, stiamo facendo un po' di confusione. Allora, non so se sono stati proclamati 1000 scioperi, però se sono stati proclamati 1000 scioperi sicuramente ci saranno tanti scioperi che sono legati alle attività delle singole aziende e pertanto le manifestazioni si bloccavano nelle singole aziende e non incidevano nei confronti di altri, al limite incidevano nell'azienda sul fatto che, come succedeva in tantissimi casi, dove si bloccava la merce o in uscita o in entrata. Però lo sciopero all'interno dell'azienda ci sta e non ci sono problemi. Il problema reale sono gli scioperi legati alle attività pubbliche, pertanto gli scioperi dei mezzi pubblici, gli scioperi delle ferrovie che non sono più statali perché non esistono più le ferrovie statali ma sono pubblico-private in termini di gestione, gli scioperi legati ai voli e via dicendo, che hanno leso il problema dei cittadini in molti casi. D'altra parte il problema è nel momento in cui io so che c'è lo sciopero perché i telegiornali ne hanno parlato, i giornali ne parlano, tra parentesi ne parla anche, vengono messi anche nelle informazioni pubbliche dei singoli siti dei sindacati. Nella realtà io lo so e so che quel giorno devo organizzarmi per non essere messo in mezzo al problema dello sciopero. Il problema poi d'altra parte, però questo sì, è che ci sono state poi delle manifestazioni legate allo sciopero che sono sfociate in azioni contro i cittadini o nella realtà creando dei grossi problemi ai cittadini con anche violenza. Sono due cose, ribadisco ancora una volta, separate, che dobbiamo tenerle separate, che sono un problema di inciviltà della gestione della politica, anche delle singole organizzazioni, e ovviamente dobbiamo tenerle separate. Però ribadisco, lo sciopero è un diritto che va sancito e che bisogna che si continui a tenerlo tutelato in un modo o nell'altro. Se i lavoratori sono intenzionati a fare uno sciopero lo devono fare. Ovviamente, ribadisco, non riesco a capire il motivo perché in 25 anni di blocco della contrattazione nazionale ci si svegli oggi a chiedere alcune rivendicazioni e non 25 anni fa, perché se ogni 3 anni, come si faceva una volta, si andava a rinnovare il contratto nazionale di lavoro, forse da un punto di vista economico oggi tutte quante le categorie sarebbero messe più avanti e non ci sarebbe più questa battaglia legata al salario minimo. E chiudo la parentesi e mi interrompo. Il ragionamento è il salario minimo, che continuate sempre a dire che a livello europeo, a livello mondiale ci sono leggi nazionali su questo, ma l'unico Stato del mondo che ha il contratto nazionale di lavoro è l'Italia. Siete mai andati voi in Austria?
Ci sono i contratti collettivi nazionali di lavoro? No. È chiaro che là c'è una legge che regola il salario. Anche in Spagna. In Spagna è la stessa cosa, in Francia è la stessa cosa. Sì, in Europa. I contratti nazionali di lavoro esistono solo qua in Italia e sono regolamentati dal 1970. Allora smettiamola di dire stupidaggini e smettiamo di fare paragoni con gli altri stati. Ragioniamo in Italia, iniziamo a fare le battaglie giuste perché i lavoratori abbiano il loro salario rispetto a un ragionamento di livello salariale dall'apprendistato per arrivare fino alla dirigenza, che sia equa e che i dirigenti non abbiano degli stipendi come ci sono oggi anche nel pubblico impiego, di livelli enormi di confronto, dove un dirigente prende 50 volte di più di un impiegato di concetto all'interno di un'azienda. Scusate, ma dobbiamo andare avanti con gli argomenti, altrimenti no. Dico solo una cosa, se un'azienda è privata può onestamente, a mio vedere, ma questa è la mia personale opinione, decidere quale salario dare. Chiaramente non bisogna andare sotto la soglia della povertà, perché altrimenti non ha molto senso lavorare a quel punto. Aggiungevo questa cosa qua e dico l'ultimissima cosa, giusto per capire se ho interpretato bene quello che ha detto Elisabetta, è che il numero degli scioperi è preoccupante, questo sicuramente sì, e bisognerebbe capire meglio perché queste persone scioperano. Molto spesso non viene spiegato dalle stesse persone, non viene spiegato bene dalle stesse persone che scioperano, e ci vorrebbe un po' di chiarezza, perché se una persona sciopera deve comunicare esattamente per quale ragione lo sta andando a fare, e non sempre è così chiaro. Passiamo al secondo argomento. Allora, qualche giorno fa si è tenuta la consueta commemorazione della strage di H. Larenzia. Per gli ascoltatori a casa diamo un attimo un chiarimento, insomma spieghiamo. Si tratta dell'assassinio a sfondo politico avvenuto a Roma il 7 gennaio 1978 per opera di un gruppo armato afferente all'estrema sinistra, di due giovani appartenenti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, uccisi davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano in via H. Larenzia, che appunto dà il nome alla strage, nel quartiere Tuscolano. L'articolo 21 della Costituzione concede il diritto di libertà di espressione. Ci devono essere dei limiti, Maurizio? No, non ci devono essere dei limiti. I limiti sono legati alla violenza, cioè nel senso che non ci può essere violenza, ma il diritto di manifestare e di portare avanti le proprie idee, la democrazia, e questa Costituzione continua a ribadirlo. Il problema di H. Larenzia è un problema legato all'espressione che si è tenuta in quella manifestazione, no? Stiamo parlando del 2024, non stiamo parlando del 1978. Il 1978 va ricordato come va ricordato in tutti gli anni 70 la violenza di sinistra e di destra che si è tenuta. Oggi si chiama sinistra e di destra, all'epoca si chiamava dell'estremismo di destra o di sinistra che c'era, no? Quello va attaccato, va denunciato, e bisogna che tutti si ricordino quei 10 anni bestiali che abbiamo avuto in Italia e in Europa. Il problema nella realtà è che avevano diritto di manifestare, non so se la manifestazione era stata accordata in base alla legge reale oppure no, se la questura aveva dato gli ok oppure no. Quello che però è avvenuto è ancora una volta un concetto di violenza che non è corretto. Fabio? Allora, sì, consideriamo che una piccola H. Larenzia ce l'abbiamo anche noi qui in questa città da cui stiamo trasmettendo. Il 17 giugno di 4 anni prima c'è stato l'omicidio Giraluci Mazzola, e ogni 17 giugno riviviamo in centro a Padova una scena molto più in piccolo rispetto a quella di Roma, ma sempre con la stessa regia, quindi il presente di queste persone che appunto vanno lì a manifestare. Quindi diciamo, ovviamente fa più scalpore, fa più voce a livello nazionale quella di Roma, perché erano tanti i nostalgici, chiamiamoli così, insomma, lì presenti a questa commemorazione. Sulla libertà di espressione, io purtroppo in questo ultimo periodo mi sto, in maniera molto anche preoccupante, interrogando. Specie quando vedo proprio questi fatti qua, o specie quando vedo alcune immagini della televisione su alcune manifestazioni / scioperi, ne abbiamo appena discusso, chiudiamo l'argomento, e tante volte mi chiedo, ma manifestare
con tanto anche di apologia di fascismo, eccetera, con certi saluti romani e quant'altro, che insomma in qualche maniera diciamo non è così consono anche costituzionalmente parlando rievocarli. Mi sto chiedendo, c'è un limite, cioè esiste un limite, perché a questo punto allora io vado in giro per la strada a urlare che la terra è piatta, a dire tutte le negazioni che oggi vanno di moda sui social, e quella è la mia libertà. Però la libertà fino a un certo punto, io dico sempre, la libertà è fino a tanto che esiste il portare rispetto anche per le idee altrui, ma soprattutto, prima di tutto, per quello che è giusto, per quello che è sancito e per quello che è, diciamo, corretto. Perché libertà va bene, ma perché io devo essere libero di dire delle cose anche pericolose e che vanno contro qualsiasi fondamento scientifico, piuttosto che tutto quello che sono i dogmi, diciamo, che ormai abbiamo assodato da anni. Quindi, scusa Fabio, nessuno ti arresta se vengono no, a dire che la terra è piatta. lo so, nessuno mi arresta, Ci certo, mancherebbe ma altro. ci mancherebbe altro, per carità, su questo non discutiamo. Però torniamo appunto, anzi, scusami Matteo, sono un po' uscito di strada, torniamo alla domanda di Matteo, che è molto interessante, sulla libertà di espressione, forse anche di, non so, tua domanda in generale o è Diritto più di libertà di espressione. di libertà di espressione, ecco, sì, ma dentro comunque un range, dentro comunque un recinto. Ribadisco, questi fatti, queste rievocazioni, secondo me in qualche maniera dovremmo porci anche l'interrogatorio quanto possano essere libere. Ecco, poi su tutto il resto va bene. Scusa, solo un inciso. Anche per le manifestazioni legate alla Palestina, allora, anche nelle manifestazioni legate all'omicidio, cioè al suicidio, come lo chiamo io, del ragazzo l'altro giorno, dove hanno attaccato la polizia. No, certo. Che a questo punto vorrebbe dire che è quello che ho detto io. Qualsiasi manifestazione pacifica ci dovrebbe essere, siccome c'è sempre qualcuno che si mette in mezzo in termini violenti, è meglio non farle. No, purtroppo è quello che mi sto interrogando, fino dove ci possiamo spingere, fino dove ci stiamo spingendo, perché purtroppo stiamo vivendo tempi, come dicevo anche poc'anzi, in cui tutto è esagerato, tutto è fuori controllo, tutto è esasperato, si cerca qualsiasi pretesto per buttarla in rissa, va bene? Non stiamo vivendo comunque tempi, e la politica attuale, va bene, non sta facendo nulla per, diciamo, smorzare questi animi, anzi ogni giorno getta benzina. Quindi non lo so, sono un po' preoccupato. Ecco. Riprendiamo una legge reale degli anni 70. Ma nel frattempo riprendiamo anche io e lei a parlare. Stavo proprio passando la parola ad Elisabetta. Intanto la commemorazione di H. Laerzia era una commemorazione, è sempre stata una commemorazione fatta e organizzata dal Comune di Roma, prima di tutto. Seconda, quindi era una commemorazione istituzionale. Le vittime erano vittime di destra, per opera di facinorosi di sinistra. Quello della libertà di manifestazione, e nessuno questo lo dice, cioè nel nome dell'antifascismo ci sono stati dei giovani che hanno ucciso ragazzi di destra mentre stavano attaccando dei manifesti, d'accordo, di uno spettacolo, di un concerto. Quindi questa è la prima cosa da ricordare, e che la politica anche di sinistra dovrebbe prendere e fugare ogni dubbio su questo esatto, concordiamo. Su questo punto primo. Secondo, la nostra io lo ripeto, la nostra Costituzione, per quanto diciamo garantisca le libertà, impone dei limiti essa stessa, che non attengono al merito, ma al metodo con cui si svolgono le cose, come il diritto di espressione l'abbiamo visto, come il diritto di associarsi allo stesso modo. L'associazione non deve essere segreta e non deve essere organizzata militarmente, quindi c'è sempre lo sfondo del limite del fatto che ogni cosa è libera se non c'è violenza. Le riunioni pubbliche devono essere pacifiche, quindi è tutto ammesso fin tanto che non si sfocia nella violenza. Il saluto romano
c'è una recentissima una sentenza della Corte di Cassazione che sancisce la liceità del saluto romano, quando questo viene, diciamo, comunque invocato, cioè usato per finalità così evocative, no? Il saluto romano non è nient'altro che comunque, oltre ovviamente alla rievocazione che sappiamo tutti di origine fascista, ma è comunque il legame che si viene a instaurare tra chi commemora, cioè i vivi, e i morti. Quindi ci sono, diciamo, dei momenti in cui, per carità, il nostro partito ha preso anche nettamente, chiaramente, le distanze da chi fa rievocazioni di tipo fascista, però la Cassazione è stata chiara nel dirlo. Nel momento in cui questa manifestazione o questa espressione non si traduce in una vera apologia del fascismo, cioè una ricostituzione del partito fascista o di partiti o comunque di associazioni che abbiano come finalità l'antisemitismo e il razzismo, sono tutte associazioni lecite, perché la Costituzione dice tu hai il diritto di esprimerti, hai il diritto di pensare entro determinati dei confini di metodo che non vadano ad a ledere il diritto altrui. Ok, grazie. Tito? Allora, io, visto che sto per fare un discorso che so già essere un po' pericoloso, vorrei solo fare una premessa, cioè che penso che chi fa il saluto romano sia un imbecille. Ecco, questo vorrei, se qualcuno si offende sono affari suoi. Dall'altro discorso, e trovo anche imbecille pensare, cioè collegarsi con i defunti del proprio partito o della propria militanza attraverso quello, ma queste sono mie personalissime opinioni. Dall'altra, io personalmente sono contrario alla legge Scelba, sono contrario al fatto che venga punita l'apologia di fascismo, perché penso che le idee non dovrebbero essere mai messe in discussione dal punto di vista legale. È l'azione al limite, nel senso che si può compiere violenza in nome di qualunque cosa potenzialmente, e quindi quando agendo in nome di un'idea io ledo i diritti altrui, là diventa un problema. Un altro discorso però, su cui vorrei mettere un attimo l'accento, è il fatto che non è possibile, ma proprio basandosi sui fatti e non sulle opinioni, equiparare l'estremismo e il terrorismo di sinistra e l'estremismo e il terrorismo di destra degli anni 70 e anche prima. Questo non perché uno sia meglio dell'altro, eccetera, eccetera. Avevano tutti e due sicuramente una volontà eversiva e violenta, naturalmente, se no non erano terrorismo. Però paragonare tutte le varie sigle di matrice neofascista alle Brigate Rosse significa talvolta non sapere neanche un po' di storia, perché le sigle neofasciste in Italia, mentre le Brigate Rosse hanno fatto la loro storia terrificante, violenta, da biasimare, il terrorismo neofascista non è stato, diciamo così, una meteora, ma ha avuto delle connessioni pericolose e preoccupanti con pezzi delle istituzioni, e questo non lo dico io, con quelli che vengono definiti servizi segreti deviati, che talvolta ci si chiede se la deviazione sia quella buona o quella cattiva, quale sia la regola, con pezzi dello Stato. Quindi mettere tutto sullo stesso piano, questo volevo solo fare questo piccolo excursus storico per chi ci segue, mettere le due cose sullo stesso piano è sbagliato, hanno avuto un ruolo molto diverso nella storia italiana tra gli anni 60 e 70, mettiamo anche l'80 con la strage alla stazione di Bologna, da una parte, chiamiamolo l'estremismo di sinistra, comunque il terrorismo delle Brigate Rosse e il terrorismo di matrice neofascista. Allora, scusa, è velocissimo perché abbiamo poco tempo. Io sono d'accordo su una cosa però, del distinguere gli anni 70 rispetto a oggi. Però nella realtà ricordiamoci che tutte e due erano eversivi rispetto a una democrazia che si era ottenuta. Poi che una parte era legata ai servizi segreti, mettiamo, deviati italiani, un'altra parte è stato riscontrato che era legata ad altri servizi segreti, non ha nessuna importanza, perché l'omicidio di Moro è stato chiaro.
su chi c'era dietro e come era stato creato. E d'altra parte tutto quanto quello che è avvenuto, compreso il fatto della conquista è andata a remengo, per nostra fortuna, della RAI per cercare di sconfiggere quella democrazia che noi avevamo ottenuto, ovviamente era chiara la strategia. Pertanto il ragionamento è stato che in realtà a Padova con gli attaccati, diciamo che l'estremismo di sinistra attaccato in qualche modo alcune persone che non c'entravano niente di destra, a Roma lo stesso e via dicendo, ma era tutta quanto una guerra interna tra due posizioni che volevano tutte e due sovvertire la democrazia che c'era in Italia. E a farne le spese erano quelli che esplodevano. Che tante volte non sapevano neanche di cosa questo è chiaro, questo è chiaro, dalla strage di Brescia Italicus, in poi, cioè, questo è chiaro per arrivare fino alla strage di Bologna alla fine. Poi che siano tutte e due collegate all'estrema destra, ai servizi segreti e via dicendo, però in mezzo, ricordiamoci, c'è stato l'omicidio di Moro e tutto quello che ne è venuto dietro. E parliamo di un'altra strage, 7 gennaio 2015, data ricordata per appunto la strage di Charlie Hebdo. Cosa ne pensi, cosa ne pensate della libertà di satira e quali dovrebbero essere i limiti? Partiamo da Tito. Beh, io sono stato abbonato a Charlie Hebdo per anni, li adoro, penso che la satira non debba per forza far ridere, la satira deve essere uno schiaffo, la satira deve essere disturbante, la satira deve mettere in discussione, deve evidenziare le nostre criticità e portarci a mettere in discussione le certezze che abbiamo. Io trovo che Charlie Hebdo sia un unicum da preservare, che ha bastonato tutti in maniera molto democratica. Quello che è successo 10 anni fa penso che non si possa nemmeno commentare, quindi non saprei neanche trovare le parole giuste per descriverlo. Non penso che in Italia Charlie Hebdo potrebbe mai esistere, ma non tanto per censure o altro, ma penso che non siamo un popolo da Charlie Hebdo. Non siamo pronti. No. Andiamo avanti con Elisabetta. Ma il diritto di satira è un diritto giustamente da tutelare, come ogni diritto secondo me invece ha necessità di avere dei confini. Il diritto di satira porta all'esasperazione una determinata, diciamo un determinato argomento, determinato argomento, trovandolo anche a volte ridicolo, cioè facendolo scaturire in qualcosa di ridicolo e di conseguenza dovrebbe anche scatenare il sorriso. Ci sono sicuramente la satira per me dovrebbe avere un confine, che sono le malattie, i bambini, la morte e la fede. Questi sono secondo me dei limiti che non si possono travalicare, perché ci sono cose che comunque devono essere tutelate. Un politico può essere sicuramente oggetto del diritto di satira, però diciamo perché diciamo, ha deciso lui di esporsi al pubblico e di essere una persona pubblica, il parente del politico no. Il diritto di satira, cioè, trova il limite della diffamazione, del reato di diffamazione, perché nel momento in cui tu fai venir meno il decoro e la dignità di una persona, non è più diventa offesa, come quando la satira si rivolge a una religione, diventa un diritto alla blasfemia, non è un diritto che deve essere, quindi è un diritto che comunque deve avere dei limiti precisi e non travalicarli. Non deve infrangere altre leggi, non deve infrangere, diciamo. Sì.
Fabio? Allora, su Charlie Hebdo distingo un attimo le cose. Su Charlie Hebdo concordo sostanzialmente abbastanza con Tito, con un piccolo appunto, ci andavano giù comunque pesanti i francesi, quello che dicevamo prima, pesantissimo, cosa che in Italia una cosa del genere non si sarebbe mai vista. La satira secondo me ha il potere di stimolare e far riflettere su temi importanti, su temi d'attualità, ma su temi anche comunque politici, temi religiosi, perché no? Però sempre con l'ottica di sfidare ma non offendere o istigare alla violenza. Questo assolutamente no, per il mio punto di vista, attenzione, questo per il mio modesto punto di vista. Quindi satira sì, va bene, appunto dicevo prima, secondo me è anche necessaria una democrazia, serve anche a muovere la materia grigia, serve anche a creare dibattito, creare un po' di anche sarcasmo, però c'è un limite, comunque c'è un limite, non deve arrivare a un punto dove si istiga comunque a azioni che possano essere anche violente o come nel caso di Charlie Hebdo anche con vittime, ecco questo. Chiudiamo il cerchio con Maurizio. Allora, la satira è un diritto di comunicazione. Abbiamo un giornale satirico, un telegiornale satirico da 37 anni che funziona su Canale 5, e anche quella satira, che però fa riflettere. E la satira che io conosco e che amo è questa, al di là che sono figlio del male. Nessuno di voi conosce, continuate a dire che non esiste, però negli anni 70 esisteva un periodico che si chiamava Il Male, che era molto più pungente del giornale francese, se devo dire la verità. Non ha mai prevaricato sulle questioni, però ricordiamoci, è uscito nei momenti delle Brigate Rosse con gli arresti a noti politici o giornalisti, Maurizio Costanzo e via dicendo, e pertanto era una satira che non faceva riflettere sul momento, cioè il problema reale del momento, le Brigate Rosse o gli attentati o quelle altre cose, sul caso Tortora e via dicendo, però era satira, cioè nel senso che non deve prevaricare, deve entrare dentro tutti quanti gli argomenti in un ragionamento di far riflettere. Forattini secondo me è il miglior satirico che abbiamo avuto in Italia, ha saputo colpire tutti i politici dalla destra alla sinistra rispetto alle loro debolezze, sapendo riflettere sulle questioni. Questa è la satira, e su questo ovviamente deve esserci una democrazia dove tutti quanti devono poter riuscire a esprimere la riflessione sulle cose. Bene, grazie. Siamo giunti alla nostra rubrica Scomodo contrasto di Tito Borsa, quindi lascio a lui la parola. A 80 anni dalla sua morte si continua a parlare di Benito Mussolini. Il giornale Libero lo ha messo come uomo dell'anno 2024, mentre su Now è appena uscita la miniserie tratta dai romanzi di Antonio Scurati. Di fascismo si continua a parlare proprio mentre abbiamo il governo più a destra della storia repubblicana, che però sta attuando politiche non molto diverse dai suoi predecessori. Quando si parla di fascismo nel 2025 bisogna distinguere due filoni, che talvolta si mischiano ma molto spesso rimangono separati. Da un lato ci sono i nostalgici, gente che inspiegabilmente ritiene che il ventennio sia stato un periodo florido della storia del nostro paese e che rimpiange ancora Mussolini come se fosse stato uno statista e non un feroce dittatore che ha fatto a pezzi l'Italia. Dall'altro lato invece ci sono i cosiddetti neofascisti, soggetti che prendono il ventennio come esempio per cercare di modificare il presente attraverso la violenza ma anche la persuasione. Su Scomodi Contrasti, qualche settimana fa, Jennifer Rivoli ha raccontato come a Brescia quel sottobosco di movimenti di matrice neofascista da qualche tempo stia emergendo tra manifestazioni al grido di Brescia è nostra e ci appartiene e aperitivi tricolore che vorrebbero ricostruire una facciata presentabile per questi movimenti. Fino ad alcuni anni fa il neofascismo in Italia era rappresentato prevalentemente da Casa Pound e Forza Nuova. Tra il 2013 e il 2018 Casa Pound è passata da quasi 48.000 a oltre 300.000 voti a livello nazionale, mentre Forza Nuova è cresciuta da 90.000 a 126.000 voti. È evidente che, pur non riuscendo ovviamente a ottenere posto in Parlamento, gli elettori di queste forze politiche sono cresciuti moltissimo nel tempo.
Nel 2022 uno studio dell'Unione Europea definiva l'Italia uno dei paesi in cui l'estrema destra ha maggiore successo. Venivano menzionate Casa Pound e Forza Nuova, movimenti che, cito, hanno abbracciato campagne politiche ultranazionaliste e conservatrici combinate con forti narrazioni xenofobe e antisemite e ideologie ultrareligiose riguardo all'aborto, all'eutanasia e ai matrimoni omosessuali. Ma andando più in profondità, questi due movimenti sono solo i più famosi e paradossalmente forse anche quelli più vicini a un'idea di partito. Ce ne sono tanti altri, piccoli, talvolta addirittura microscopici, che riescono ad agire sul territorio senza essere particolarmente notati. Sono questi micromovimenti quelli più attivi ultimamente. Lo stesso studio targato UE sottolineava che, cito ancora, l'uso della violenza e le ideologie antisemite sono sostenute anche da altri gruppi neofascisti di estrema destra, come Veneto Fronte Skinheads, Fascismo e Libertà, Hammerskin, Dora. Venivano evidenziate anche le connessioni tra estrema destra e curve calcistiche. Dobbiamo anche ricordarci come l'estrema destra, durante la nostra storia repubblicana, prima lo stavamo dicendo, abbia attuato quella che è stata chiamata strategia della tensione. Una strategia fatta di morte e violenza che aveva come unico scopo quello di creare un clima di paura. La paura dona consensi a chi, come l'estrema destra appunto, vorrebbe riportare l'ordine e la disciplina. Le connessioni tra estrema destra, pezzi dello Stato, frange cosiddette deviate dei servizi segreti sono ormai verità storiche. Qualche anno fa per la nave di Teseo è uscito Il fascismo eterno, un agile e interessante volume di Umberto Eco, in cui venivano elencate le caratteristiche dei fascismi, intesi non unicamente come fenomeni che portano all'instaurazione di regimi. Primo fra tutti c'è il culto della tradizione, ma anche il rifiuto di qualunque forma di modernismo. Il culto dell'azione per l'azione, l'impossibilità di manifestare dissenso anche interno ai movimenti neofascisti. Quindi la paura della diversità e del complotto e l'appello alla frustrazione della classe media. Ecco sì, la classe media appunto. Una volta all'estrema sinistra era riservato il dialogo con gli operai o con i proletari. Oggi sono tutti o più o meno tutti diventati classe media, seppur in diverse declinazioni. E ad ascoltare la loro rabbia, la loro incertezza e le loro paure trovano soltanto la destra, più o meno estrema. La xenofobia, per esempio, rientra perfettamente all'interno di questa analisi, visto che un mondo multietnico e multiculturale è lontano dalla tanto osannata tradizione ed è un'incognita, quindi è tutt'altro che rassicurante. È evidente che tante leggi, seppur poco applicate, per impedire la riorganizzazione di eredi del partito fascista o l'apologia di certe ideologie non sono servite a nulla. E queste norme non servirebbero a nulla nemmeno se fossero applicate, finirebbero per generare dei martiri e dar loro ancora più importanza di quella che già hanno agli occhi di chi li appoggia e ripone in loro la sua fiducia. Come ha raccontato Jennifer Rivoli nel suo articolo, queste spinte verso l'estrema destra negli ultimi anni si sono spostate verso la provincia, spezzettandosi in tante sigle che sono difficili da monitorare e che sono pronte a riunirsi quando si vuole passare all'azione. È sufficiente trovare un nemico credibile contro cui catalizzare la frustrazione della classe media a cui ci si riferisce. Come combattere il neofascismo? Sicuramente continuare a urlare «fascisti» non serve a nulla, sia quando è usato a sproposito, sia quando si ha ragione a urlarlo. E non è neppure la legge a poter combattere i movimenti neofascisti. Se le norme volte a evitare la ricostituzione del partito fascista venissero applicate, questi movimenti finirebbero in clandestinità e sarebbe ancora più difficile monitorarli. L'unica soluzione è togliere loro consenso e per farlo la politica parlamentare deve abbandonare l'establishment e tornare a occuparsi del popolo. Non so se vi ricordate, ma questa strategia era anche quella dei partiti di destra parlamentari fino a qualche anno fa. Andare ad ascoltare chi abita nelle periferie, chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Poi però questi signori sono andati al governo e al di là del nostro giudizio sul loro operato hanno smesso di ascoltare le fasce più deboli della popolazione. Le difficoltà quotidiane fanno crescere la rabbia e questa rabbia aspetta solo che le venga dato un bersaglio. I partiti che si riconoscono nella Costituzione, nella democrazia e nell'antifascismo dovrebbero combattere questa spinta verso l'estrema destra, ma si comportano come se fosse qualcosa di estraneo, qualcosa che assolutamente non li riguarda.
Ecco, grazie Tito. Ci ricolleghiamo molto velocemente perché siamo in chiusura con il primissimo argomento aspettando Attuali Talk, cioè 2025, anno santo del Giubileo. Nonostante le statistiche ci parlino di un drastico calo dei praticanti, dei fedeli, Roma è totalmente imbottigliata ed è, per esempio, impossibile prenotare una stanza in hotel in questi giorni. Ripeto, un giro veloce, giusto 30 secondi a testa, Elisabetta. Il Giubileo è un momento, come ha ricordato il Presidente Meloni, in cui tutto il mondo si ricorda, vede Roma come la capitale non solo dell'Italia, ma la capitale del cristianesimo. E il fatto che Roma sia piena di pellegrini che sono aggiunti in pellegrinaggio è sintomo che la nostra cristianità esiste ed è diffusa in tutto il mondo. Quindi io credo che questo sia anche un bel segno, perché contrariamente a quanto diceva Tito prima, le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra identità sono fondamentali e la cristianità è uno di questi elementi che rappresenta l'Italia, ma rappresenta anche tutta l'Europa. Maurizio? Il Giubileo è un momento di raccolta del cattolicesimo a livello mondiale. Noi abbiamo avuto già un'esperienza del genere con l'elezione del Papa Giovanni Giovanni Paolo, come si chiamava, nel senso che i polacchi ogni settimana scendevano a Roma. E adesso noi abbiamo che la cristianità mondiale scende a Roma, perché è una tradizione questa ormai legata da centinaia di anni, dove ogni 25 anni c'è questo. Ovviamente Roma si è attrezzata male o bene anche per questo giubileo. L'Italia ha speso tantissimi soldi sia per il 2000 sia per questo giubileo. Mi auguro solo unicamente che Roma riesca a reggere alla situazione come ha retto nel 2000 e che poi gli investimenti che sono stati fatti da parte dell'Italia, ricordiamoci, non finiscono come quelli del 2000, con stazioni ancora oggi chiuse, con metropolitane che non esistono, cioè che esistono in termini di funzionalità costruite ma non funzionano, con palazzi vuoti, no? Costruiti per ricevere pellegrini e poi chiusi là, come è successo per le Olimpiadi, come è successo per altre cose. Mi auguro che alla fine di questo giubileo quello che è stato investito per Roma, in miliardi, ribadisco, servano ai cittadini romani e che servano ai cittadini italiani. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata, io passo ai saluti. Tito Borsa. Sì, Matteo, mi aspettavo anch'io di commentare sul Giubileo, però allora saluto i nostri ospiti e saluto anche i nostri telespettatori. Fabio Casetto. Grazie Matteo, grazie a tutti gli ospiti di questa sera e grazie a voi telespettatori, buonanotte. E gli ospiti speciali di questa puntata, Elisabetta Valdi. Ringrazio per questa puntata che è sempre fonte di arricchimento e buonasera a tutti. E Maurizio Ebano. Ringrazio tutti, ringrazio in particolar modo alla trasmissione che mi ha dato la possibilità di dire qualcosa. Grazie. Io voglio ringraziare come sempre voi telespettatori, vi auguro una buona notte e vi aspetto alla prossima puntata che è stabilita per il 28 gennaio alle ore 21. Vi ringrazio e vi auguro buonanotte.